La questione del sindaco Franceschi di Cortina d'Ampezzo è una situazione generalizzata. Se un sindaco non può mettere, fra virgolette, becco negli atti amministrativi, non si capisce bene che cosa sta a fare. L'Anci Veneto scende in campo a fianco di Andrea Franceschi. La vicenda del sindaco sospeso di Cortina d'Ampezzo è nota a tutti i suoi colleghi, sempre più con le mani legate da regolamenti, leggi e controlli. La solidarietà dei primi cittadini è arrivata a Longarone, all'assemblea regionale dell'Anci. Franceschi, invitato a partecipare all'incontro, ha preferito seguire la riunione dall'esterno, ma non ha fatto mancare la sua soddisfazione per l'appoggio ricevuto. Una grande difesa a partire dal presidente Dal Negro, tutto il consiglio, ovviamente mi ha fatto piacere perché io è dall'inizio che dico che la mia è una battaglia che riguarda tutti i sindaci d'Italia che possono ritrovarsi in quello che è successo a me. Insomma, la battaglia di uno per aiutare tutti. I sindaci sono eletti, fanno l'interesse della loro collettività, vogliono essere responsabili dell'emissione dei bandi e quindi mettere naso esattamente anche nella formulazione. Dopodiché il processo di legalità è garantito dal segretario e dalla dirigenza e nessuno ad un certo punto vuole mettere in questo senso naso. Però la decisione e l'indirizzo è una delle competenze primarie del sindaco, se no non si capirebbe cosa sta lì a fare. Tutti i colleghi mi dicono: se è capitato a te può capitare a chiunque. Il fatto che l'Anci in maniera così autorevole, in maniera così ufficiale si sia così esposto a favore della mia causa mi fa piacere, mi dà la conferma che il tema vero è proprio qual è il ruolo dei sindaci nelle istituzioni di oggi. Mentre Franceschi incassa la solidarietà dei colleghi, il percorso giudiziario va avanti. Il sindaco sospeso ha deciso di rinunciare all'udienza preliminare in calendario l'8 ottobre per accelerare il giudizio. In attesa che venga fissata la nuova udienza, una tappa certa e fondamentale è quella del 22 ottobre, quando la Cassazione si esprimerà sul ricorso contro l'esilio, che dura ormai da 5 mesi. Mi gioco la mia libertà di ritornare a casa, di ritornare a fare la mia vita normale e di ritornare sindaco. Ovviamente voglio essere fiducioso, lo sono sempre stato, credo nelle istituzioni e nella giustizia di questo Paese e insomma incrocio le dita per quella data. Ovviamente la voglia di tornare a casa dopo quasi 6 mesi è evidentemente tanta e insomma io spero che vada tutto bene.